Custu manzano in sartu di Orune ha cercato di occhidere duoso allevadore de Savidda, Giampietro Chessa de 70 chimbannos e su vizu Ignazio de 48 che viene andando a scubilissoro. Sorduos omines e sunu resissiosa a si fughiri a si scampares al fusiladas isparadar de sor mortores. In pessu daus allarme che sunu supprios carabinieri desa compagnia dei vitti, desi stazione di Orune e desu nucleo investigativo desu comando provinciale di Nugoro che hanno avviato as indagines e compudao parma a parmu su locu chircande mentor de profettu per scoperrere commente su un'andata sas cosas in cantorfini. Su chi bedevre vario de su 2007 in un'impostata in susartu intre bene tutti e nule hanno mortu ateror du orfizzos de Giampietro Chessa, Nicole Serafino de 31 e 30 battorannos, frader de Ignazio. Sos carabinieri desa compagnia di Nugoro, a secur de sos provvedimento firmato des ufficio esecuzione penale desa Procura Generale de Casteddu, hanno arrestato 3 persone de Orgosolo implicadas in s'indagine che pertoccat una greffa criminale che traffica droga e armasa e che in su 2003, che in sintesi di un'operazione de sos carabinieri e de su nucleo investigativo de su comando provinciale de Nugoro, aia fatto arrestare 27 persone. Intre sos arrestados biviti Vinzar Graziano Mesina, considerato da esor Zuzzer desa Corte de Assise de Casteddu su capo desa greffa e condennato in appello a 30 anni de galera. Sas indagines aian accertato che sa greffa, che in radichinas in Orgosolo e contattos in Sardegna e in continente, fiti specializzati in sa vendita de armasa e droga. In sintesi des operazione, chi da esusese a sudeche de tribulas a timpinnau 20 pattuglias de carabinerisi, des agistaziones de Orgosolo, Mamuiada e de su nucleo operativo di Nugoro, sor militares hanno arrestato 3 persone che comman appius a condanna definitiva. Duos sono in Badu e Carros, in Nugoro, su e 3 est a sor domiciliare scano sta bene, e bindata un atteru de omine su e battoro, che si è costituito in sabocao suo in su carcere de Salighera. Sa Commissione regionale di inchiesta su prasas politicas industriali de Ottana, presidia da esu Cussizeri Luigi Crisponi, l'unisi a taffacher unu sopralluogo in s'area industriale, paris a sossindicor de Ottana Franco Saba, de Bolottan Annalisa Mozzo, Federico Pirosu de Noragugume, des amministratore straordinario desa provincia Costantino Tidu e paris a su presidente de su consorzio industriale Piero Guiso. Luigi Crisponi scrive che chiesto un sopralluogo proviere de persone a condizione de suzassi industriale e permettere a sor membro desa commissione de valutare esistado a dier de oie. In Sardiesi inveniente sa commissione at esaminare sos attos chi suna maniande e at avviare sas audizione a sos suzzettos istituzionales che anappiu e anaga luoie e tevieri in sa questione de s'area industriale. Crisponi conclui tinande che su confronto che in sos amministradores convocados pro l'unir Manzano at esser de profettu pro valutare sas prospettiva desindustria in sa Sardegna de mesu. Est urgente che sa Commissione Sanidade conoscat sa capia de su piano de Sareus, s'azienda regionale des emergenze e urgenza de sa Sardegna, che regolamentat su patrimonio su personale sar funziones specifica de azienda che diana pode scaglionare criticidades. È necessario dunque che sa giunta si confrontet cantu prima che in su Consiglio regionale e lo deppe ponnere in condizione de dare su parre suo. All'iscrivere est sa Consigliera regionale di Supidi Daniela Vorma che va che parte proprio desa Commissione Consigliare Sanidade. Sareus est stata costituita conforme all'articolo 4 desa legge regionale 23 di su 17 de Sant'Andria de su 2014. Sa legge precisat sa Consigliera Vorma istabiliti chi siat sa giunta regionale a definire su patrimonio, su personale e sar funzione de Sareus e sul legame nessuoso che in sa satera realtades de su sistema sanitario regionale. Supra de questa quistiones pro legge si deve espressare su Consiglio regionale puru promedio desa commissione competente in materia, intro 30 dies desa richiesta de parrere che in su piano allegau. Totu custu at concluiu Vorma depiat accabare intro su mese de lampadas, ma desa giunta no amurriziviu per unu programma de valutare e su prasucale dare su parre nostru.
che sono accabados a doppio fattos pro ammaniare la programmazione de sos interventos novos in s'ambitu de su progetto Iscola, su piani straordinariu pros edilizia scolastica promoviu da esa giunta a Pigliaru. Lu date schire proprio sa regione, che in una nota su talinea tachisos a dobbios o vattos in su territorius unistaos trechentos, che in sindicos, assessores comunales e responsabili de sos ufficios tecnicos, coordinaor des unidade de progetto de Iscola, che accollius a richiestas e sorbisonzos de sos entes locales in s'ambitu des orbandos, pros as iscolas de su millennio novu e interventos proponere in securese e facere sa manutenzione de sas strutturas e subbandu pros sos arredos e sas attrezzaduras tecnologicas. A postir de custos addobbios, sas amministrazioni comunales depen presentare intro su 21 de tribulas sas demandas pro formalizzare s'interventu chi cheren facere, su tanto chi bicheret sas prioridades progettuales. A posti s'unidade de progetto attaviare istruttoria, intro de che dies per averguare se su progetto è ammissibile. In sa programmazione nova van a essere fondos statali, regionali e europeos. A postir de battor anno da esavvio de su primo piano operativo in s'ambito de su progetto Iscola hanno posto a correre 300 milioni di euro e hanno avviato 20 battos concorso de progettazione pro 80 battor milioni di fondo regionales.